Buongiorno e bentrovati a questa puntata di A Voi la Linea. Partiamo da Pordenone, dove è stata recuperata la Casina Liberty, che sarà il centro degli eventi divulgativi della città. Ne abbiamo parlato con il sindaco Alessandro Ciriani, con lui abbiamo fatto anche il punto su un altro tema di attualità, quello della costruzione del nuovo ospedale. Sentiamo. Dunque Sindaco, un futuro, anzi direi un presente nuovo per la Casina Liberty, da immobile di fatto sfitto a una casa che dà delle informazioni, che dispensa insomma gli eventi, no, in città. Come diceva l'assessore Parigi, nessuno potrà dire più Pordenone Noia. Questa è una struttura strategica, è posizionata di fronte alla stazione, accanto al centro, e quindi si presta benissimo a diventare un punto di informazione. L'abbiamo ristrutturata, riqualificata, anche ammodernata con le tecnologie che oggi sono a disposizione dell'ente pubblico. Significa poter dare contezza ai cittadini di Pordenone dell'offerta culturale, sociale, sportiva che quotidianamente innerva e attraversa la città. Quindi avere un punto di informazione che raggiungerà anche virtualmente i cittadini, cioè attraverso i social, Facebook, Instagram, Telegram, tutti i canali che oggi vengono utilizzati, soprattutto dai più giovani, ormai diffusissimi, per fare in modo che ogni pordenonese e anche chi non è pordenonese possa sapere in quel giorno cosa fare in città. Da un edificio all'altro, dalla Casina Liberty al mastodontico ospedale di via appunto Montereale a Pordenone. Il futuro si sta appunto decidendo in questi giorni, c'è in ballo soprattutto il futuro dei padiglioni, ne va praticamente il futuro della città e anche di quella zona. Ma noi ci siamo proposti come interlocutori collaborativi dell'azienda sanitaria, e cioè, visto che è stato realizzato l'ospedale lì, io ho sempre sostenuto che è stato un errore gravissimo, ma ormai non si può più tornare indietro, almeno evitiamo di commettere altri errori su quello che rimane in piedi. E cioè c'è la possibilità di riattare il padiglione A, che ha anche una valenza architettonica e storica, è dell'architetto Donadon, e sicuramente recuperare due cose: una, un'area di parcheggio su via Montereale per consentire di aumentare le capienze attualmente asfittiche del parcheggio che è stato realizzato, e due, di ingentilire, ammorbidire l'impatto del cemento che ha devastato quell'area con delle aree verdi. Ora, tutto questo si scontrarà anche con i costi, ma dato che gli investimenti che la Regione intende fare per le cure intermedie, per gli ospedali di comunità sul sito, sono soldi che ci sono, ma avranno bisogno di tempo, perché purtroppo gli enti pubblici ci mettono 4, 5, 6 anni per poterle poi realizzare. C'è anche il tempo per guardare insieme, cioè azienda sanitaria da un lato e dall'altro lato il comune che vive quotidianamente la città, per cercare un punto di contatto e quindi fare in modo che ci siano strutture che possano aumentare la qualità dell'offerta sociosanitaria, e dall'altro lato però fare in modo che tutto questo avvenga migliorando anche la fruibilità e la godibilità degli spazi. E da Pordenone ci spostiamo a Udine, dove questa mattina in municipio è stata presentata la mostra Bansky and Friends, che sarà ospitata nella chiesa di San Francesco da domani fino al 18 settembre. A partire da questa sera fino al 18 settembre nella chiesa di San Francesco sarà ospitata la mostra Banksy and Friends, un evento che racconta la storia della street art italiana e internazionale attraverso il dialogo tra il misterioso artista inglese e influenti artisti italiani del momento. L'intenzione è quella di portare la contemporaneità della cultura figurativa legata alla street art all'interno di quello che è la cornice così antica, così calda della chiesa di San Francesco. È un progetto che vuole porre l'attenzione su quelle che sono le tematiche che affronta la street art, a partire da Banksy, con un corollario molto importante fatto da artisti come TV Boy, Mr. Brainwash, Ravo Mattoni e Pau, cantante di Negrita, che si porta dietro tutta la sua cultura musicale e disegnativa, per cercare di far capire quanto, al di là dell'analisi politica, questa nuova forma d'arte sia invece una lente di ingrandimento sui nostri giorni. Uno stile che sta appassionando il mondo intero, forse anche perché l'autore ha questo alone di mistero, non si conosce, non si sa chi sia effettivamente. Senza ombra di dubbio, meno si sa e più si vuol sapere, questo è assolutamente indubbio, e al di là della personalità di Banksy, questo è un mondo che sicuramente attrae l'osservatore, perché riesce, ahimè, in concomitanza con quello che è oggi la tematica della cultura mordi e fuggi, riesce a dare un'incisività di messaggio senza avere troppa sovrastruttura da analizzare, quindi sicuramente in questo è vincente. E comunque uno di noi, potrebbe essere uno di noi, uno qualsiasi. Potrei essere anch'io magari, esattamente, grazie. In un paio d'anni ho fatto un iter che mi ha portato ad essere qui a Udine con due soggetti fondamentalmente, che poi ho sviluppato con dei multipli ovviamente tutti differenti. Sono due sante fondamentalmente, una se vogliamo più consolatoria perché è stata fatta durante proprio il lockdown, che ho chiamato Santa Suerte, ho utilizzato la dea bendata, la dea fortuna per mischiarla
una sorta di un avvicinamento alle Madonne barocche nostre, italiane, per creare una sorta di santa nuova, mecciata, in modo tale da creare una sorta di santino quasi scaramantico o protettivo nei confronti di una popolazione che stava subendo un trauma incredibile, mai visto prima. L'altra santa invece è un po' più provocatoria, si chiama Santa Libertà Negata. Ho utilizzato diciamo, la Statua della Libertà americana, la corona fondamentalmente della Statua della Libertà americana, con un volto diciamo, di una ragazza nera fondamentalmente, perché diciamo, i fatti che ogni tanto e troppo spesso accadono in giro per il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, ad esempio, io ho sempre qua piantato in testa quello che è successo a George Floyd in America un paio d'anni fa, mi ha portato a mettere così in discussione un po' la principale democrazia mondiale, insomma, e certi atteggiamenti che si discostano molto da una democrazia. Quindi così come nella musica qualche volta ci capita di criticare la società che calpestiamo tutti i giorni, che percorriamo tutti i giorni, in questo senso voglio dirlo. Dall'arte alla musica, il coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina la prossima settimana farà tappa in Friuli. Il 12 luglio animerà la solennità di Ermacora e Fortunato, patroni della regione di Udine e di Aquileia. Vediamo. Perché il Friuli quest'anno? Il Friuli per riportare il coro della Cappella Sistina dopo quasi 30 anni, dopo un concerto che ci fu ad Aquileia nel 1993, riportarlo in Friuli per i santi patroni, quindi farlo esibire non soltanto per le celebrazioni liturgiche di Udine e Aquileia, ma anche per 4 concerti che coinvolgono tutte le diocesi. Noi siamo tra l'altro i santi patroni, oltre ad essere patroni di tutta la regione, sono anche patroni della città di Udine, e quindi c'è una doppia festa. In effetti a Udine facciamo due concerti, il primo è il 12 che la Cappella Sistina accompagnerà la Santa Messa e il giorno dopo alle 21:30 ci sarà il concerto nella cattedrale proprio con altre musiche, con altri canti sempre della Cappella Sistina. Aquileia da sempre è capitale spirituale e culturale di tutta la nostra regione, ma in realtà di un'area molto più vasta. È vero che Sant'Ermacora e Fortunato sono i patroni del Friuli Venezia Giulia, sono quelli di Udine, sono anche quelli di Aquileia per prima logicamente, ma di tantissime altre città di questa Mitteleuropa, perché il Patriarcato di Aquileia si spinge in questa area mista, che è un'area che appunto va dalla Slovenia all'Austria fino al Veneto, insomma, e quindi ha lasciato dei segnali molto forti. Sicuramente questo per noi è un appuntamento importante. I santi patroni, il Patriarcato, la Patria del Friuli, l'Aquileia Mater, abbiamo voluto suggellarlo con questo appuntamento importantissimo, straordinario. Fra l'altro partiamo proprio da Aquileia l'11 alle 20:45 in Basilica e poi alla presenza della Santissima Messa per la celebrazione dei patroni con questo coro che ci porta verso Roma, perché noi stiamo guardando logicamente al Giubileo del 2025. Il legame che c'è fra Aquileia, Porta d'Oriente e il centro invece della nostra nazione, quindi il centro anche della spiritualità dello Stato Pontificio, ci fa ragionare in questo senso. Si chiude qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.